di acquisire, grazie a una famiglia. Incrociare proposta culturale, storica e paesaggistica nella conservazione e valorizzazione di un inestimabile patrimonio come quello legato alla Prima Guerra Mondiale, la cosiddetta Grande Guerra. È l'obiettivo di uno straordinario progetto a cura di Regione Veneto, Direzione Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e le 7 province del territorio interessato, che hanno sottoscritto un protocollo d'intesa nella programmazione del percorso di avvicinamento alle celebrazioni del centenario nel 2018, capace però di guardare anche oltre al fine di mantenere nel tempo una testimonianza dove turismo d'esperienza e rievocazione siano le coordinate di un'esperienza al servizio della comunità. È nata certamente l'Italia con la Grande Guerra, forse è nata l'Europa. E allora dopo 100 anni noi vogliamo non rievocare una storia, ma riportare quella memoria ai giorni nostri, in qualche modo coinvolgendo i giovani, i veneti, tutti noi, in questo percorso che serve da un lato a ricordare, da un lato a traghettarci nel futuro. Emozioni, storie, ma certamente anche territorio, ambiente. In qualche modo coniugare quelle parole che molte volte usiamo, cultura, turismo, economia, valori. Ecco, questo è il progetto. L'UNESCO riconosce 2-3 tipi di patrimonio: patrimonio culturale, architettonico, artistico, patrimonio naturale, quello ambientale, quello del paesaggio, e patrimonio immateriale. Ebbene, nella Grande Guerra, nei temi della Grande Guerra, ci sono tutti questi 3 elementi assieme. Ci sono gli elementi delle trincee, dei fortini, quindi la parte architettonica, artistica anche se vogliamo. Ci sono gli aspetti ambientali, le montagne, le nostre colline, quindi l'aspetto naturalistico. E c'è anche l'aspetto fortissimo immateriale, le memorie, le vicende che in qualche modo si trasmettono in forma orale. A coordinare il progetto, presentato a Bassano del Grappa, pedemontana vicentina, teatro di tanti momenti gloriosi durante il primo conflitto mondiale, un comitato scientifico che si propone di diventare punto di riferimento per tutte le realtà gravitanti attorno a questo tipo di esperienza. Per questo abbiamo, come comitato scientifico del centenario, prodotto un documento che è prima di tutto programmatico organizzativo. Abbiamo chiarito quali sono i ruoli. Il comitato esecutivo formato da Regione, Provincia e Ministeri sarà il comando, il comitato scientifico sarà lo Stato Maggiore di questa operazione, tutti gli altri soggetti concorreranno a dar vita all'esercito che si occuperà della Grande Guerra, sto parlando per metafora ovviamente. Un esercito che sarà diviso in 3 grandi armate che dovranno occuparsi di 3 sfide diverse. Che sono un ecomuseo della Grande Guerra dedicato a fortezze ed itinerari, un lavoro di ricerca storica per il recupero di tanti documenti dispersi negli archivi e presso privati, infine l'organizzazione di appuntamenti ed eventi culturali per un momento di riflessione profonda, più che celebrazioni civili nel senso tradizionale della parola.